Si mostra incredulo il sindaco di Porto Empedocle Ida Carmina per via delle mozioni di sfiducia che fioccano da parte dei consiglieri comunali empedoclini verso il suo mandato, dopo addirittura un'apertura mostrata nei suoi confronti da parte dei consiglieri comunali, anche in programma un incontro con la Presidente del Consiglio Caci perché fuori sede e rinviato, ma non sembra le parole coincidono fatti conseguenti, anzi il contrario. Si dice apprendiamo che la mozione di sfiducia questa volta sia blindata e che raccoglierà il consenso degli 11 consiglieri, tanto il numero necessario per la sfiducia. Sono 8 i consiglieri comunali che hanno depositato la richiesta: Di Manuele, Todaro, Iacono, Pullara, Sacco, Filippazzo, Lattuca e Sciumè, oltre quella presentata dai consiglieri di Forza Italia, Tormino e Palumbo, e quella dei consiglieri Puccio e Bartolotta. Dunque siamo alla resa dei conti perché l'esperienza del sindaco 5 Stelle da Cammina arriva al suo stop, a meno che non ci sia da parte del sindaco dei nuovi segnali di apertura, magari con un turnover assessoriale. Qua c'è un fiorire di mozioni di sfiducia. La cosa strana è che all'ultimo consiglio comunale noi avevamo fatto un appello, vista la difficilissima condizione che vive questo comune, che è stato molto faticoso portare avanti, evitarne il tracollo. Io mi sono battuta, dicono alcuni comuni a Leonessa, riuscendo addirittura a ottenere un emendamento dal governo, e a giorni arriveranno 5 milioni di euro destinati proprio a Porto Empedocle. E dopo l'appello all'unità, appunto perché noi siamo sempre per questa unità, perché il tutto vince sui frammenti, fra l'altro un appello condiviso in sede di Consiglio Comunale dei consiglieri, si è visto questo proliferare di mozioni di sfiducia. Fra l'altro avevamo appuntamento subito dopo, perché si aspettava il rientro, penso da vacanza, non so che cosa sia andata a fare la Presidente Caci con il gruppo consiliare che rappresenta, ci aveva chiesto di attendere il suo rientro, invece pare, mi dicono che abbiano depositato mozioni di sfiducia, io ancora non l'ho vista. Certo lascia interdetti, perché dico, se persone nella loro autonomia e individualità ti fanno una dichiarazione in Consiglio Comunale di apertura, di dialogo, di prospettiva, e dopo 4 giorni ti mandano una mozione di sfiducia, quantomeno incoerenza c'è, lascia intendere che forse dietro ci sono altri ragionamenti, altre situazioni, penso un po' anche da vecchia politica, perché non ci sarebbe nessun'altra motivazione sicuramente.